Poche ore fa sono stata in questura a Venezia dove ho sporto querela di parte per l'aggressione che ho subito in pieno giorno nel pomeriggio di ieri alle 14 in via Piave a Mestre, dove mi sono recata per documentare un fatto accaduto nelle ore precedenti. Via Piave a Mestre è da parecchi anni al centro delle cronache per una mancanza di sicurezza provocata soprattutto da una diffusa attività di spaccio. Ma difficilmente prima d'ora si era assistito in pieno giorno a minacce e intimidazioni come quelle subite dalla nostra collega Anna Maria Parisi, colpevole semplicemente di avere ripreso una strada. Due uomini di origine presumibilmente nordafricana si sono avvicinati intimandomi di non fare riprese e uno dei due in particolare ha cercato di strattonarmi e di immobilizzarmi bloccandomi con le spalle al muro e cercava di impossessarsi della telecamera e per questo mi strattonava anche delle borse. Ho cercato riparo presso un negozio, la pasticceria che si trovava proprio lì nei paraggi, perché uno dei due era veramente aggressivo e mi sono molto spaventata. Poi è arrivata la polizia locale. Sì, è arrivata la polizia locale perché ho chiamato io gli agenti della municipale, sono arrivati nell'immediatezza del fatto e mi hanno permesso di uscire dal bar dove avevo trovato riparo e di raggiungere la macchina aziendale. Mi hanno scortata fino alla macchina aziendale. Solidarietà ad Anna Maria Parisi è stata espressa dall'Ordine dei giornalisti, dal Sindacato Giornalisti Veneto e dal Comitato di redazione di Media Nord-Est, che ha definito l'aggressione grave e inaccettabile, auspicando che le autorità competenti facciano piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano individuati e perseguiti. Un messaggio di sincera vicinanza e solidarietà è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani. Una giornalista è stata aggredita, ha scritto Stefani, mentre esercitava quel diritto-dovere di informare che rappresenta uno dei pilastri di ogni società democratica. Bisogna reagire. Oggi gli strumenti ci sono, ho già scritto al Ministro rispetto a questa situazione perché non è l'unica e non è la prima e non devono essercene altre. Bisogna intervenire su Via Piave con determinazione e chiarezza. Messaggi di vicinanza ad Anna Maria Parisi sono arrivati anche dal sindaco di Venezia Simone Venturini, dall'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Tomaello e da Giuseppe Saccà del Partito Democratico di Venezia. Solidarietà e un abbraccio alla giornalista Anna Maria Parisi di Antenna 3 è stata espressa dal sottosegretario di Stato Andrea Morelli, responsabile Dipartimento Editoria della Lega. Massima solidarietà è stata espressa anche dal segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano e dal segretario generale della CISL del Veneto Massimo Paglini, che si auspica un impegno comune per respingere ogni forma di violenza e di imbarbarimento della società.